o dal... Va ora in onda l'altra metà della radio, parità di rassegna. Conduce Laura Ravetto. Buongiorno, a voi la linea. Grazie a te, cara Natalia, buon lunedì, buona settimana e buon lavoro, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buon pomeriggio, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è l'altra metà della radio, la nostra rassegna stampa al femminile. Io sono Antonino Danna e lei è la nostra padrona di casa, a cui auguro buon lavoro e buona settimana, la nostra Laura Ravetto. Ben trovata, Laura. Buongiorno, buonasera, anzi, perché siamo dopo le 14 in realtà. Buonasera a tutti e già un ringraziamento a chi ci scriverà e chiamerà. Infatti ricordiamo ai nostri ascoltatori 340-670-9659 per le vostre zappe o WhatsApp che dir vogliansi, oppure se preferite e volete telefonarci, il telefono è già aperto 029294 7222. Allora, cara Laura, noi cominciamo questa settimana e la cominciamo con un fatto. Il primo fatto è che la tua proposta di legge è arrivata finalmente in Parlamento. Ci vuoi precisare un po' meglio a che punto siamo? Sì, allora, premesso che sai, quando le mie proposte di legge arrivano in Parlamento, io non è che sia mai particolarmente ottimista, perché sai quante leggi ho in Parlamento che però sono rimaste bloccate. Ti faccio un esempio su tutto: la mia proposta di legge per l'educazione al rispetto delle donne nelle scuole è bloccata ormai da 1 anno e mezzo in Commissione Istruzione. Quindi ecco, non canto vittoria quando le mie proposte di legge approdano in Parlamento. Però su questa ho un po' più di ottimismo, perché in linea teorica è una proposta non divisiva. Allora, non dovrebbe esserlo neanche l'educazione al rispetto delle donne a scuola, ma sappiamo che purtroppo la sinistra è contraria a sta roba. La sinistra è tanto contenta se facciamo l'educazione sessuale, tanto contenta se parliamo della fluidità, però se dobbiamo parlare del rispetto delle donne vota contro la mia proposta, ma va bene così. Questa invece è una proposta che, io ripeto, anche qui almeno sulla carta sono tutti d'accordo, ed è il cosiddetto cyber stalking, cioè diciamolo in italiano le molestie a mezzo internet, le molestie a mezzo rete. L'esigenza nasce da 2 presupposti. Il primo, le vicende vergognose a cui abbiamo assistito tutti anche in quest'anno, cioè i siti vergognosi tipo fica.net, ecco, la seduta è ripresa ma voi mi sentirete, Certo. la vergognoso furto di identità di alcune giornaliste, anche politiche, ma soprattutto donne, neanche pubbliche, quindi diciamo la mia proposta di legge non è fatta per le giornaliste e le politiche, ma per tutte le donne a cui magari viene sottratta una foto del viso e associato il corpo nudo in posizioni non consone, quindi è un reato specifico che parte non solo dallo strumento specifico che è appunto la rete, ma anche dal danno specifico che procura alle donne, perché il danno d'immagine che si procura è diverso rispetto allo stalking tradizionale, cioè già adesso abbiamo lo stalking come reato a sé stante e c'è un comma in cui si dà un aggravante se l'attività di stalking è realizzata a mezzo rete. Però qua è una cosa diversa, qua abbiamo avuto uno sviluppo diverso che deve essere un reato specifico. Qua non è più soltanto ti insulto sotto un post, qua è ti rubo l'identità, qua è utilizzo la tua identità per scopi pornografici e quindi necessitava un reato specifico. Non lo dico solo io, lo dice l'Europa tutta, tant'è che c'è una direttiva europea recepita dal nostro governo che invita gli stati a creare un reato specifico di cyberstalking, e io mi sono mossa per prima, o meglio, io in rappresentanza della Lega, come spesso accade, la Lega è sempre la prima su determinate questioni. Per esempio sono stata la prima che ha parlato di reato di femminicidio. Io ne parlavo in termini di aggravante, è stato scelto di fare un reato specifico che secondo me
può essere soggetto a problemi di costituzionalità più dell'aggravante, però il governo ha scelto questa via, ma comunque l'input veniva da me e dalla Lega. Quindi diciamo che il nostro partito, da sempre un po' visto come quello che di temi femminili non si occupa, anche in questo caso è all'avanguardia, perché tu vedrai che magari non sarà la legge Ravetto, ma presso il governo prenderà anche quest'idea e farà il cyber stalking e io sarò contenta. Beh, questo mi sembra abbastanza chiaro. Senti Laura, è arrivata una zappa adesso al 340-670-9659 che non credo c'entri molto con la nostra trasmissione, però te la voglio leggere. Certo. Buongiorno Laura e Antonino, potete delucidarmi sull'articolo della Verità riguardo al Quirinale che vuole ostacolare la destra? Saluti e buon proseguimento. Mattia da Padova si riferisce a quanto pubblicato oggi a pagina 3 della Verità, un editoriale del direttore Maurizio Belpietro. Così il Colle proverà a fermare la Meloni, come fecero Scalfaro e Napolitano. Anche chi è vicino a Mattarella vuol mettersi di traverso al Premier. Un suo consigliere ragiona sulla nascita di una lista civica che attragga i centristi della maggioranza per portarli a sinistra e ipotizza perfino uno scossone. Boh, mi sembra che siamo nell'ambito dei rumors e del pettegolezzo, però non lo so, tu cosa ne pensi? Ma c'è stato uno sviluppo su questo, posso dire al nostro ascoltatore. Lo sviluppo in questo senso che il capogruppo di Fratelli d'Italia Bignami è uscito con una nota in cui ha chiesto al Quirinale di smentire questa ricostruzione giornalistica. E effettivamente il Quirinale è uscito dichiarando stupore perché si sia creduto a questa ricostruzione. Ora io lo stupore non ce l'avrei, nel senso che comunque temo che purtroppo che qualcuno trami nell'ombra contro questo governo c'è sempre, però ecco, fa piacere sapere che non è all'interno del Quirinale, perché il Quirinale, ripeto, ha smentito categoricamente rispondendo al capogruppo di Fratelli d'Italia. Io mi limito a quello che ho letto. Appunto, e noi a questo ci atteniamo. Tornando a noi, Laura, allora, questa settimana apriamo la nostra rassegna stampa con una notizia che arriva dal Corriere della Sera. Questa è la cronaca di Milano di domenica. Sentite un po' qua: 3.000 le escort a Milano, la città si compra gli affetti e la scelta di Giulia che lavorava in un bar per pagarsi gli studi. Gonna corta, collante, maglietta bianca, Giulia B accende una candela, prepara la stanza. Vive in un bilocale vicino a Paolo Sarpi, lì studia comunicazione e criminologia e nel tempo libero lavora. Decide lei orari, tariffe, clienti, non ha un capo, non ha orari, fa la escort. Per mantenermi agli studi ho sempre lavorato, prima in un bar, poi in un ristorante, poi in un negozio. Mi pagavano 7 euro l'ora, non sempre in regola. Ora me ne danno 400 e posso comprarmi quello che voglio. Da 7 a 400 è la misura di un'economia rovesciata, dove il corpo diventa curriculum e si trasforma in tempo da vendere, tempo che a Milano vale più di tutto il resto. È iniziato per caso e per rivalsa, poi il caso è diventato metodo. Comunicazione sui siti, appuntamenti nel suo alloggio in Airbnb di lusso. Clienti selezionati, non più di 2 o 3 nello stesso periodo, ma fissi, come in una relazione. Facoltosi, educati, spesso giovani in carriera. Li filtra con una lunga telefonata, con loro non c'è solo il corpo, ci sono cene, viaggi, messaggi, confidenze. L'amore non esiste, il controllo sì, forse è anche un'illusione di potere oltre che di piacere. E poi la rivalsa è un mondo che altrimenti non avrei visto mai. A Milano tutto può essere accettato e gestito, anche ciò che altrove sarebbe considerato solo errore di cui vergognarsi. Giulia B, la B non sta per cognome ma per il lato migliore, ironizza a quasi 30 anni, è nata a Milano ma da ragazza si è trasferita vicino Roma con la famiglia. Lì è cresciuta tra scuole di provincia e lavori brevi. Poi l'anno scorso è tornata a Milano per la Design Week, doveva restare pochi giorni. Invece ha dato un taglionetto e c'è rimasta, almeno per qualche anno finché non finisco l'università. Scende per gli esami, per il resto vive qua. Ha scelto d'impulso, dopo una delusione d'amore, ha cambiato città, lasciato i lavori che aveva sempre fatto. È bella, lo sa, mi piace piacere, da sempre. Inevitabili i rischi, ma calcolo anche quelli, sembra sicura. Da poco più di un anno lavora così, già si organizza. A Milano sono almeno 3.000 le ragazze come lei. Stima prudente, dicono gli organizzatori di un convegno che poche settimane fa ha riunito, non a caso a Milano, sex worker, piattaforme, commercialisti e avvocati, il primo del genere. Un nuovo codice Ateco, un lessico amministrativo per il desiderio.
Nessun intermediario, tutto avviene online, tra recensioni e filtri. L'intimità e servizio, la distanza si fa mestiere. Cioè, per fare i soldi devi fare per forza la zoccola? Ma di chi Scusa, è questo Ese. articolo? Tanto per cominciare. Di chi Come? è? Di chi è questo Allora, articolo? della collega Elisabetta Andreis, Corriere della Sera, cronaca di Milano, domenica 16 novembre del 25, pagina 7. E io però ho un appunto a te e alla collega. Ve Mm. lo dico. Finché non capovolgiamo la cosa, non arriviamo a risolvere la questione. Il tema non è l'offerta, è la domanda. Non è che tu devi chiedere a me se uno deve fare la zoccola per guadagnare i soldi, devi chiedere a me se uno deve fare il puttaniere. Cioè, scusate la schiettezza. Cioè, ma se ci sono 3.000 ragazze che fanno questo è perché è pieno di puttanieri maschi che chiede servizio. Allora è questo che a me preoccupa della mia società, più che le ragazze si offrano. Mi preoccupano i compratori. Cioè, dobbiamo uscire da sta ipocrisia, perché noi siamo sempre lì. Il problema è la femmina che si offre, ma la femmina non si offrirebbe se non ci fosse domanda. Cioè, mi ricordo un po' come quando si lamentavano che Berlusconi faceva i programmi con le signorine, però poi facevano 3 milioni di telespettatori, 4 milioni di telespettatori. Cioè, il problema sarà l'offerta o la domanda? Quindi io mi interrogherei più su che uomini abbiamo in città, mi guarderei intorno e direi: ma quanti ne ho qua che vanno a zoccole, come dici tu? Perché questo è il vero tema sociale. E questo tema sociale, secondo me, si è rafforzato tantissimo da quando ormai il rapporto uomo-donna si è mercificato. Perché questo dobbiamo dirci, ormai il rapporto uomo-donna è per lo più un do des. Io ti do il mio corpo e tu mi porti in viaggio, oppure mi compri la borsetta. Questo io vedo intorno a me e a me fa schifo, però non posso guardarlo solo dal punto di vista della donna, devo guardarlo anche dal punto di vista dell'utenza. Adesso non fatemi tirare fuori l'utilizzatore finale, perché poi ci dicono che ci rimangano vecchie cose, però voglio dire, parliamoci chiaro, sono i classici articoli che mi sembra sempre la colpa è della femmina, no? Se vengono uccise è colpa delle donne, se vengono stuprate è colpa delle donne, e se ci sono puttanieri in giro è colpa delle donne che fanno le zoccole. Ma no, ci sarà almeno una distribuzione di responsabilità. Questo siamo d'accordo. Faccio anche una premessa di tipo personale. Io nella mia vita non sono mai andato a prostitute, come si suol Vabbè, questo dire. non lo mettevamo in dubbio a No, ma Torino. perché per un motivo molto semplice. A me fa schifo l'idea che una povera donna che è costretta a fare questo, se no il pappone gliele dà, se non porta assai soldi a casa. Io trovo che sia umiliante, prima di tutto per lei, e poi mi faccio schifo io che sfrutto una situazione del genere, per cui sono sempre stato contrario a questa roba qua. Detto ciò, vorrei dire anche un'altra cosa. Tu dici giustamente ci sono i puttanieri, rovesciamo la prospettiva, ok. E tu dici pure se mercificate il rapporto tra l'uomo e la donna, e su questo siamo pure d'accordo. Però mia madre aveva 19 anni nel 1968, lei voleva andare a insegnare, voleva fare un concorso pubblico, voleva un lavoro, non voleva andare a mercificare il suo corpo. Cioè mi sa che il femminismo su alcune cose un pochettino è deragliato. Ma Posso io dirlo? non lo so se sia il femminismo, sai, ognuna del suo corpo fa un po' quello che vuole. Io, per esempio, spero che mia figlia non arrivi mai a soluzioni di questo tipo. Io Eh penso beh, che sia un tema più sociale che femminile. Nel momento in cui alle ragazze viene rimandato il messaggio che, visto che è pieno di uomini che sono disposti a pagare cifre folli o portarle a Dubai o comprargli le Hermès purché gli diano il corpo, sai, questo messaggio viene recepito. Io credo che quindi ci sia una corresponsabilità. Cioè, da una parte non credo che le donne abbiano l'ambizione di andare a fare le zoccole, però temo anche che se tu a una ragazza dici: guarda che se studi tutta la vita per fare l'insegnante, poi se ti va bene prendi 1.000 euro al mese, mentre invece se trovi un vecchio bavoso schifoso ti dà 1.000 euro a scopata, scusate la schiettezza, io non ti dico che quella ragazza faccia bene, la condanno, però c'è qualcosa che non va. Cioè, questo è un tema sociale che finché non lo affrontiamo non ne usciremo mai. Possiamo gettare pure la croce sulle ragazze che si buttano a vendere il loro corpo invece che studiare, però sai, diventa anche difficile, se poi una dice vabbè, ma io vado a fare la fame e di là consentite questo. È la stessa cosa dei siti come OnlyFans. Cioè, mm. voglio dire, il tema mio non è tanto la tizia che fa vedere il culo su OnlyFans, è che consentiamo che esista OnlyFans.
Cioè, addirittura viene beatificato. Io ho sentito anche programmi radiofonici concorrenti a questo, portati avanti da gente di centrodestra, che in nome del femminismo dice le donne fanno quello che vogliono, viva OnlyFans, viva tutto il puttaneggio e tutto qua. Allora, ci sarà un limite, no? Cioè, quelle donne lì non potranno essere crocefisse, però ci sarà anche il limite a gioire di questa cosa qua. È lo strumento che proprio non ci dovrebbe essere. Cioè, adesso Capitano ha messo l'età per accedere ai siti pornografici. Va bene, ma per carità, poi io credo poco ai divieti, credo più all'approccio culturale. Allora, come credo che vada insegnato alle donne che prostituirsi non è cosa buona, ma credo anche vada insegnato a sti maschietti che andare a zoccole non è cosa buona, che andare su OnlyFans non è cosa buona, se no siamo sempre lì, ogni problema è sempre della donna e non va bene. Abbiamo Lisetta al telefono, Laura. Vai. Pronto? Buongiorno a tutti e due. Buongiorno a tutti e due. Allora, volevo parlare della violenza in treno. Allora, io ho seguito sia sul giornale che nelle reti televisive la vicenda vissuta dalla modella sul treno Brescia-Milano. Sì. L'amarezza più grande per la ragazza è stata l'indifferenza dei passeggeri del treno, cosa, secondo me, che ha scandalizzato un po' tutti. La cosa non mi ha più di tanto stupito. Se si pensa a come è stato trattato dalla giustizia, che ha reagito, mi sembra, ad una violenza, imputazioni, processi e risarcimento danni. Tutte cose che ha dovuto affrontare chi si è intromesso nel fermare un crimine o fare valere la propria o l'altrui incolumità, dico io. Si pensi poi che questo è successo non solo a semplici cittadini, ma anche alle forze dell'ordine, come poliziotti e carabinieri. A questo va aggiunta la farsa della condanna a chi delinque, pene irrisorie e al 90% mai applicate, secondo me. Non passa giorno che si sente la frase il colpevole era già noto alle forze dell'ordine, il che vuol dire che era recidivo da condanna, ma come sempre subito a piede libero, oppure extracomunitario senza fissa dimora e già con il foglio di via. Tutte frasi, ragazzi, studiate per dire che la giustizia non gli ha fatto un fico secco, secondo me. Le leggi in Italia sono fatte per essere interpretate e non applicate. Ogni giudice, sempre secondo me, la interpreta a modo suo e a modo suo la applica. E questo è il risultato. Auguri, dico io, a chi prende il treno. Vi saluto e buona settimana a tutti e due. Grazie, Lisetta. Laura. Guarda Lisetta, quoto ogni singola parola di quello che tu hai detto, poi però ci aggiungo un pezzettino, perché voi sapete, chi ascolta questo programma sa che la Ravetto è senza filtri e non ipocrita. Abbiamo capito una roba, che i giudici non sono collaborativi nei rimpatri, lo dimostrano i centri Albania, però abbiamo anche capito un'altra cosa, che quando arrivano sul nostro territorio la partita è già persa, pure per responsabilità dei giudici, ma comunque è già persa. Allora c'è una soluzione sola, non ci devono arrivare. Cioè nel nostro paese si deve entrare solo regolarmente. Qua non è un problema di razze, di etnie, è un problema di regolarità o irregolarità. Nel nostro paese in maniera irregolare non si deve poter entrare. Allora torniamo lì, bisogna tornare a Salvini e a quello che faceva Salvini, chiudere i porti. Non è che c'è tanta alternativa qua, bisogna ritirare fuori i cosiddetti attributi e chiudere i porti. Poi io lo capisco che non sono tutti disponibili a farsi la trafila che si è fatta Matteo e che continua a farsi Matteo nei processi, però non dobbiamo neanche prenderci in giro. Qua non è più ascoltabile che abbiamo un gabbiano a settimana, adesso sto magari esagerando, però insomma sono tantissimi le situazioni di cronaca di stupri di ragazze a Milano. Le ragazze a Milano non riescono più a uscire tranquille. Allora, benissimo i rimpatri, e questo governo sta facendo bene sui rimpatri, nonostante, e quoto Lisetta, le difficoltà che vengono frapposte a livello giudiziario. Però qua non devono proprio entrare, punto. Come non essere d'accordo, aggiungerei. Il concetto è molto semplice. Carte in ordine, un lavoro, fedina penale a posto. Allora poi vediamo che cosa sei in grado di fare nella legalità. Quindi. Esatto. Senti. Sì, vai avanti. No, voglio dire, no, abbiamo il modello Australia. Cioè, in Australia tu arrivi esclusivamente se addirittura hai un deposito bancario. Se no non arrivi, perché devi dimostrare alla società che sei autosufficiente in quella società.
se no ci si presume che sarai per strada e che ruberai nella migliore delle ipotesi. Cioè non è una questione di razzismo, è una questione di sostenibilità sociale. Infatti, esattamente. Senti Laura, prima di andare avanti con la rassegna stampa, io vorrei un tuo pensiero sulle gemelle Kessler, perché io sono del parere che davanti a certe decisioni che riguardano la nostra vita, e mo ci vuole decisioni a vita e morte, l'unica cosa da fare sia quella di avere il buon gusto di tacere, perché certe decisioni, quando vengono prese, si prendono davanti alla propria coscienza e a Dio se uno ci crede. Tra l'altro, trovo inelegante, per dire così, determinate testate che già dicono: "Ah, allora dobbiamo avere una legge sull'eutanasia pure in Italia", cioè sfruttare la morte di queste 2 donne come motivo per fare protesta politica. Le gemelle Kessler sono state molto più che il gesto finale della loro esistenza, sono state, lo dicevo ieri in trasmissione, la dimostrazione in quell'Italia dei primi anni '60 che faceva boom, ma ancora vedeva la donna come madre e angelo del focolare, la dimostrazione che le donne avevano un corpo e come tali potevano anche vivere una vita libera. E se poi dopo abbiamo avuto Mina che ha fatto un figlio fuori dal matrimonio e l'hanno cacciata dalla Rai 2 anni, il dibattito sulla pillola cattolica, l'umane vite di Paolo VI, la pillola, gli anni '70 con tutta la rivoluzione sessuale che c'è stata, in parte lo dobbiamo pure a loro. Vorrei un pensiero da parte tua. Ecco, guarda, questo dell'eutanasia è l'unico argomento, l'unico, perché non ne immagino altri, su cui non ho una posizione. E ti spiego perché. Perché l'ho analizzato approfonditamente, perché come tu sai, a livello parlamentare abbiamo avviato il dibattito in più di un'occasione. Ormai io è 17 anni che sono in Parlamento e ho visto più di una volta avviare il dibattito, fare proposte di legge, non si è mai arrivato a nulla. Ma perché? Perché, allora, in linea teorica, ti dico qual è il mio approccio. Il mio è un approccio molto liberale alla vita, no? Quindi Sì. io ho un approccio del tipo, se tu con le tue scelte non fai danno agli altri, io quelle scelte le devo rispettare, non le posso normare, ok? Questo è un po' il mio approccio, purché tu non faccia danno a altri. È normale che se uno sceglie di ubriacarsi e mettersi alla guida di un volante, io ti faccio un mazzo così, tant'è grazie Salvini che di fatto hai fatto un rafforzamento delle pene. Ma se Certo. tu operi una scelta personale, purché tu non faccia danno a altri, e posso spingermi anche a dire a te stesso, perché ti faccio per esempio un altro esempio, faccio una premessa lunga, mi spiace, ma il tema è complesso, che è quello della donazione degli organi, no? Nella Sì. nostra Costituzione si vieta la possibilità di vendere l'organo, perché allora uno potrebbe dire, ma come posso donarlo, ma non posso venderlo? Perché la vendita potrebbe indurre persone con particolari situazioni di disagio economico a essere sfruttate e magari no, vendere parti di se stessi. Quindi ci sono dei momenti in cui la Costituzione, le leggi, a tutela degli altri o a tutela addirittura dell'essere persona, che potrebbe essere in situazioni di stress sociale o psicofisico tali da farsi un danno, gli vietano una cosa per proteggerlo. L'eutanasia non sta in nessuna di queste ipotesi e soprattutto è difficilissima da normare. Perché? Facciamo finta di avere pure un approccio liberale, no? E dire, vabbè, ma tu... E quindi io sono cattolica, sono cristiana, ma applico un atteggiamento laicista, no? A questa cosa. Ma tu, per esempio, come giudichi la vita prima del cosiddetto staccare la spina? Cioè io ho assistito a dibattiti di medici, non di politici, perché poi qua deve intervenire anche la medicina, no? Che Certo. si scannavano tra di loro perché alcuni sostenevano che la sola idratazione, cioè soggetto legato alle macchine, totalmente dipendente dalle macchine, totalmente incosciente, che tuttavia viene idratato per via endovenosa, e quello non è considerabile un candidato da eutanasia. Altri che dicevano sì, cioè sono cose talmente complesse. O per esempio il consenso.
io il testamento, no? Le Kessler hanno fatto testamento, hanno detto noi vorremmo questa cosa qua, però le Kessler, lasciami dire come la maggior parte delle donne, lasciami questo accenno un po' iper pro donne, si sono mantenute lucide fino a tarda età. Che cosa succede? Che cosa succede a un uomo che magari dà il consenso a 60 anni e poi prende una malattia cerebrale tipo l'Alzheimer che gli fa perdere totalmente il senno, ok? Dopo 10 anni, quel consenso dei 10 anni prima vale ancora o no? O magari poiché si è sposato in terze nozze, qua dico una cosa contro le donne, che può sembrare contro le donne, la sua giovane terza moglie ha l'interesse a che venga attuato quel consenso in cui si dice guarda se rincretinisco uccidetemi. È delicata dal punto di vista giuridico e dal punto di vista medico, è molto difficile da regolamentare, quindi io ammetto, alzo le mani, non ho una posizione su questo. Ora ascolto te. Guarda, personalmente io sono del parere che, visto che tu parlavi di cattolicesimo, il compito del cristiano è la martiria, cioè la testimonianza. E vale una cosa che mi diceva mio padre quando crescevo, quando ero ragazzo. Io il bene te l'ho predicato, poi dopo fai tu. Ecco, il cattolicesimo è la stessa cosa, cioè ti predica quello che ritiene essere il bene, quello che ritiene essere una serie di valori. Tra questi c'è anche la difesa della vita. Per principio io sarei contrario all'eutanasia, ma non la vorrei per me. Per quanto riguarda la vita degli altri, io più che testimoniare con la mia scelta, non posso dire agli altri no, tu non ti fai fare l'eutanasia. Io posso semplicemente portare il mio esempio. Poi ognuno ha un libero arbitrio e ognuno decide, molto semplicemente. Ognuno poi decide. Però per esempio, no, ti faccio subito un'osservazione. L'esercizio del libero arbitrio, che non è una cosa banale, ripeto, l'esercizio del libero arbitrio a 60 anni magari non è lo stesso a 70, quindi per esempio si era discusso in questo caso sulla necessità di riesprimere questo libero arbitrio a scadenze programmate nella vita, perché magari uno può pensarla in un modo a 40, 50 in un modo diverso, 60 in un modo diverso, cioè purtroppo è un tema molto molto complesso da normare. Cosa vuol dire libero arbitrio? Quando l'esercito sto libero arbitrio? In che potenzialità psicologica sono nell'esercizio di questo libero arbitrio? C'è qualcuno che mi ha forzato a questo libero arbitrio? Sono stato indotto dai familiari al libero arbitrio? È delicato perché c'è tutta una conseguenza, no? Brutta anche, no? Di natura ad esempio successoria, che però io da avvocato non posso non escludere. Quindi io dovrei essere sicura che quella persona veramente volesse quello prima di trovarsi nella situazione, diciamo, di non più compiuta autonomia. Non ti sto dicendo che non sono d'accordo con te, Antonino, il tuo è un approccio molto coraggioso, però poi la ricaduta pratica è molto complicata. Questo è fuori discussione e ripeto, sono del parere che a quel punto, sai, dici tu facciamo il tagliando alle decisioni. No, certe decisioni non si prendono in anticipo di 10 anni, 20 anni. Molto spesso le decisioni sono frutto della contingenza e della situazione in cui tu ti trovi in quel momento, come sei tu, come è la tua vita in quel momento e come ti senti. Per cui non credo a un consenso anticipato. Ma detto ciò, torno a ripetere, io non è che ti posso dire no, non devi fare l'eutanasia. Io ti dico, dal mio punto di vista, non è una cosa che io farei ed eviterei di farla. Preferisco le cure palliative, preferisco puntare su un accompagnamento dignitoso alla morte, che è un altro paio di maniche, è un'altra cosa. Detto ciò, però, resta il fatto, torno a ripetere, che certe scelte si prendono nel segreto della propria coscienza e ribadisco, riguardano solo l'essere umano e se ci crede, la divinità in cui crede. Sono le 14:31, ti chiedo un momento di pausa e torniamo tra poco. Benissimo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Lo amiamo.
perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Cari amici, care scete, cari siure, cari tutti di Radio Libertà, Alberto Acerbis è qua anche stamattina. Non dimentichiamo l'olio però, cioè confezione di Natale è una cosa che inizia e finisce, numero chiuso. Perché tu devi regalare qualcosa che non è che poi a Santo Stefano vedi il panettone che ti regalano se prendi le calze, detti anche scalfariccio. Cioè, cerchiamo di capirci. Cioè parliamo di un regalo particolare che fa davvero la differenza nella qualità dei prodotti e né come viene presentato. Detto questo, stiamo raccogliendo l'oliva ancora per 20 giorni. L'olio nuovo è pronto. Mio nonno in questo periodo mi diceva: Alberto, vecchie, Alberto, l'olio bulve sempre a galla in francese, in italiano, Alberto vieni qua, l'olio buono viene sempre a galla. Quindi se volete le 6 bottiglie per dicembre, ma ne ho ancora 2, ne ho ancora una, aspetto, vediamo. Allora, guardate che noi roba di importazione no, quest'anno poche olive belle, poche, belle, olio meraviglioso, prezzo vecchio. Io dicembre-gennaio vi garantisco ancora questa roba. Poi permettetemi a gennaio ne riparliamo. Se volete l'olio Acerbis, se lo pensate come un qualcosa di diverso, a parte con 6 bottiglie fai 6 regali. Chiama 030 68 44 08 o visita olioacerbis.com e chiedi informazioni. Puoi parlare con me, con la Mira, se sono qua. Chiedete di me, fate quello che volete. Io sono qua, vi voglio bene, alla prossima. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Di nuovo a voi la linea. Grazie Natalia, questa è sempre l'altra metà della radio, Antonino Danna e Laura Ravetto al microfono con voi. Allora Laura, chiusa questa parentesi, io passerei a un'altra notizia che arriva sempre dal Corriere della Sera. Ha molestato una 14enne individuata e denunciato. Sconvolta, in lacrime e smarrita, la ragazzina, 14 anni, era stata trovata in queste condizioni dagli agenti della polizia locale ai quali si era rivolta per chiedere aiuto e che le avevano prestato i primi soccorsi alla festa patronale di Brugherio nel Monzese ai primi di ottobre. Diceva di sentirsi male e il motivo, come avrebbero accertato i vigili, era da ricondurre alle molestie appena subite da parte di un ragazzo a lei sconosciuto, che adesso, dopo settimane di indagini, è stata individuata e denunciata a piede libero per violenza sessuale aggravata. Si tratta di un 25enne di nazionalità indiana, rintracciato in provincia di Vicenza, dove vive. Secondo l'accusa, l'indagato ha approcciato la 14enne nell'area allestita del Luna Park, vicino a una delle attrazioni principali. Lì l'avrebbe palpeggiata con insistenza nelle parti intime, scatenando nella vittima una crisi di panico per poi allontanarsi. L'immigrato indiano ha fatto ingresso in Italia pochi mesi fa, grazie a un permesso di lavoro. Bene, può anche tornare in India. Io per scontato, cioè voglio dire, nel momento in cui tu ti macchi di un certo tipo di reati, rimpatrio immediato. Cioè, io questo lo do per scontato, cioè, io credo che il fatto, abbiamo detto prima, da noi si dovrebbe entrare solo regolarmente, poi se sei qua, cioè, devi dimostrare di saperti integrare, cioè, se tu mi commetti un reato come primo atto del tuo essere qua, taci nel sedere rimpatriato, cioè non è che abbiamo tanto da discutere, Cioè, la cosa incredibile è registrare che davvero la maggior parte di questi reati di violenza sessuale, perché di questo stiamo parlando, sono operati da immigrati. Io, lo sai, sono sempre onesta intellettualmente quando parliamo di femminicidi, tratto il tema del problema all'interno anche delle famiglie italiane, tratto il tema del problema del senso del possesso dell'uomo italiano rispetto alla donna, ma rimane che la maggior parte dei reati di natura sessuale sulle donne sono di immigrati. Allora basta, ti ripeto, chiusura dei porti e basta. Cioè, quando gli imprenditori hanno bisogno di forza lavoro, flussi migratori regolari controllati, punto. È il primo che sgarra fuori. Cioè, non è sta roba così lunare da fare. Cioè, abbiamo avuto un ministro che l'ha fatto, si chiamava Matteo Salvini, rifacciamolo. Appunto, senza magari mandarlo a processo, peraltro, aggiungerei. Io vado avanti con le nostre notizie perché ho qui il Tempo, sempre di domenica, e stavolta parliamo di una vicenda che, voglio dire, è stata alla base di tanti
film negli anni 70, la saga famosa dell'insegnante con Edwige Fenech ne è un esempio. Però qui siamo veramente al morboso. Intervista a Daniela Casulli: il mio processo farsa è influenzato dal moralismo, sesso a 4 divertente. Parla la maestra assolta per aver avuto rapporti con degli studenti, favorevole all'educazione sessuale meglio a scuola che sul web. La signora è stata insegnante barese di 48 anni che ha avuto rapporti sessuali con ragazzi di 15. Ha sintetizzato così la sua vicenda: il mio è stato un processo farsa durante il quale le norme di diritto sono state confuse più volte con soggettive visioni di perbenismo. Questo è inaccettabile. Domanda: condannata in primo grado, assolta in seconda perché i magistrati erano convinti che lei avesse girato e poi diffuso i video degli incontri sessuali. Si sente vittima di un errore giudiziario? Sicuramente c'è stato un problema di pregiudizio e di moralismo, risponde. Io non ho rancore per nessuno, però la giustizia deve garantire il rispetto delle leggi. Ho denunciato pubblicamente comportamenti di pubblici ufficiali. Dal primo momento mi sono accorta di un processo farsa, il feeling che c'era tra PM e giudice, senza dimenticare l'acquisizione delle prove video che erano completamente errate. Nel 2025 fa ancora così paura una donna emancipata e libera sessualmente? Mi ha fatto molto riflettere questa mia vicenda. Ci si scandalizza per cose, per aspetti che sarebbero dovuti essere ormai metabolizzate. Purtroppo c'è una regressione allarmante sulla libertà sessuale. Apertamente si mette in discussione la libertà sessuale. Io ho subito accuse da inquisizione e non un'analisi obiettiva di quello che mi era accaduto. Dobbiamo uscire da una visione provinciale. Ho vissuto in Inghilterra per anni e dobbiamo prendere esempio da quel paese per evolverci. Perché quella scelta, fare sesso con ragazzi che avevano 30 anni meno di lei? Emozione del brivido e del proibito o c'è anche altro? Io mi ero separata da pochi anni e stavo riacquisendo una mia sicurezza, anche sessuale. C'è poi una componente di forte trasgressione, ma nello stesso tempo per me era anche una modalità attraverso la quale rivivere la mia giovinezza che di fatto non avevo vissuto appieno. Mi illudevo di poter rivivere quella fase della mia vita, una fase che ho completamente superato. Ha raccontato di aver avuto anche un rapporto con 4 ragazzi contemporaneamente. Erano scelte ponderate o dettate dal momento? Io ero molto lucida, mai usato sostanze, mai avuto problemi di depressione o abuso di alcol. I ragazzi avevano l'età del consenso per fare sesso e fare sesso a 3 o a 4 veniva proposto da loro e a me andava bene. Era una cosa di normale, divertente e piacevole. Loro erano molto amici, io non ho mai chiesto o offerto soldi. Com'è cambiata la sua vita dopo le accuse? Ha perso il suo lavoro? Oggi, dopo l'assoluzione, vorrebbe tornare a insegnare? Da un punto di vista interiore è stata una fase di crescita. Mi sono esposta pubblicamente, ho portato avanti quello che si definisce il viaggio dell'eroe. A scuola prima mi hanno sospeso, dopo la sentenza di primo grado mi hanno licenziato. Ora sono senza lavoro e ho fatto ricorso per tornare a insegnare. Le confesso che ho anche un altro sogno. Sono laureata in giurisprudenza, mi piacerebbe diventare avvocato. Oggi sono molto serena, l'assoluzione è il riconoscimento della mia battaglia, voglio battermi per gli altri. Educazione sessuale a scuola, favorevole o contraria? Io sono favorevole, dovrebbe essere iniziata in quinta elementare, le leggi devono ponderarsi con la realtà. A 10 anni hanno tutti il cellulare e l'accesso a internet, i gruppi Telegram esistono e là dentro si trova di tutto. Quindi meglio che i ragazzi abbiano gli strumenti culturali per comprendere certe dinamiche. Che ne dici? Anzi, ti Ma provoco. io Se dico, fosse stato un uomo di 48 anni con delle ragazzine di 15? no, purtroppo abbiamo anche quelli. Infatti io quello che dico è che probabilmente sarà tutto impeccabile dal punto di vista giuridico, ma io mi arrogo il diritto di dire che a me fa schifo. Ma mi fa schifo non soltanto l'idea di una donna o di un uomo, perché purtroppo abbiamo anche quelli che fanno sesso con un quindicenne, e non perché ci sono 30 anni di differenza, perché sono 30 anni di differenza di quell'età. Perché è abbastanza evidente che se io avessi, scusami, il cattivo gusto, perché io di andare a letto con un ottantenne non c'ho tanta voglia, Antonino, ma se io a 50 anni decidessi di andare a letto con un ottantenne, beh, insomma, magari non sarebbe la scelta più felice dal punto di vista sessuale per me, ma dubito che qualcuno mi direbbe, ah, scandalo, una cinquantenne a letto con un ottantenne. È diverso quando tu hai a che fare con un cinquantenne e una quindicenne, o con un cinquantenne, una cinquantenne dei quindicenni. Il mio giudizio morale può darsi. Io sicuramente, a me quella roba lì mi fa schifo,
però è giuridicamente possibile. Benissimo, mi sconvolge che sia giuridicamente possibile anche quando sei un educatore o un'educatrice. Cioè, secondo me lì bisognerebbe fare riflessioni diverse. Io non ho capito se questi ragazzi erano suoi alunni, ma se fossero suoi alunni, secondo me lì c'è una lacuna legislativa, perché così come si parla di abuso di potere, tu hai qua un abuso, secondo me, nella figura dell'insegnante, perché è di tutta evidenza che chi è in una posizione di insegnamento ha una influenza psicologica, ripeto, non so se sia questo il caso, e comunque anche fosse il caso, giuridicamente evidentemente c'è una lacuna legislativa per cui non succede niente, ma mi sembra evidente che una persona che insegna, che sia uomo che sia donna, a delle ragazze o dei ragazzi, ha un'influenza psicologica, di pressione, di posizione su quei soggetti, per cui sinceramente sto libero consenso io lo vedo molto attenuato. Quindi non conosco legislativamente il tema, non sono una penalista, ma mi stupisce che non ci sia una situazione, diciamo, di potenziale reato nelle cosiddette posizioni di garanzia. Cioè, se tu sei in una posizione di garanzia che può esplicare un abuso di potere, secondo me, consenso o non consenso, quel consenso non è un consenso limpido, però ripeto, non sarà questo il caso e comunque giuridicamente accetto la soluzione. Continuo a dire che a me fa schifo, ecco. Beh, questo mi pare chiaro. Senti, accanto a questo restiamo un po' sul tema, perché sempre il tempo... No, però tu non ti sei pronunciato, non è che te la cavi così, Antonino, mo mi dici cosa ne pensi tu. Cioè, senti sto Moro Romano da piemontese lombarda. Allora, quando io avevo 15 anni, ammetto che l'idea di poter scoprire la sessualità con una donna più grande di me, naturalmente non era una cosa che avrei a prescindere rifiutato. Ora che mi trovo all'età di 45 anni, l'idea di andare a letto con una di 15 anni mi fa vomitare solo all'idea. Cioè è fuori discussione questo, molto semplicemente. Poi in queste cose, soprattutto, la signora Casulli forse avrebbe dovuto ricordarsi un proverbio, non so se ci sia in dialetto barese, ma in Calabria sì. E dice questo proverbio: "Cuncicurca chi piccirigli, ciazza chi cu vestito cacato". Non ho capito Traduzione. niente, non ho capito niente, Te aiuto. te lo traduco, ma tanto vedrai che anche in dialetto piemontese ci sarà un proverbio simile. Chi si corica con i bambini non deve meravigliarsi se poi quando si alza ha i vestiti sporchi di pupù. I filmati a Sì, quanto pare sono... efficace, Come? efficace. Ecco, i filmati sono stati Assolutamente girati dai efficace. ragazzi, a quanto pare. Per cui, a maggior ragione, una che ha 48 anni se ne va con 4 ragazzi muniti di cellulare, che evidentemente sono abbastanza sgamati, lo sa benissimo che cosa sta facendo. Lo sa benissimo che cosa sta facendo. E quegli altri hanno saputo evidentemente sfruttare l'occasione. Però, detto ciò, torno a ripetere, ehm, chi si corica con gli adolescenti, in questo caso, non si deve meravigliare se poi succedono queste cose. Io sarei del parere che magari certe cose si facessero tra adulti maggiorenni e consenzienti, possibilmente in un range d'età, diciamo così, ora come ora, ti dico la verità, 20 anni, una che abbia 20 anni più di me, posso anche arrivare a concepirlo. 20 anni meno di me, una ragazzina di 25 che viene con me, già io, francamente non so se me la sentirei. Da 30 in su. Voglio dire, dici tu: "Ma siamo bacchettoni". No, è anche una No, questione è una questione questione di mentale. rispetto anche dell'evoluzione di ciascuno e di come le persone hanno il diritto di scoprire la sessualità in maniera sana e non con pressioni o con così possibilità di essere in qualche modo traviati da persone con un'esperienza diversa, eccetera. Cioè, io non mi sento bacchettona, tu mi conosci, io sono tutto meno che bacchettona, però su queste cose qua, ecco, lasciate anche a me il permesso di non ridire. Come no, ma poi
se mi posso permettere. Il sesso non è ginnastica da camera o arnese da letto, come hai detto tu una volta. Il sesso è prima di tutto una unione spirituale. Se non c'è quella unione, se non c'è quell'incontro di anime, prima di tutto, è solo ginnastica. Allora, a maggior ragione, che incontro di anime ci può essere tra una donna di 48, quasi 50 anni, che comunque ha un vissuto, e un gruppo di ragazzini di 15? Non ce n'è. Non E ci poi può contesto essere. anche questo fatto che abbiamo deciso che la libertà delle donne, l'emancipazione deve svilupparsi con i peggiori difetti dei maschi. Cioè io non vedo un'emancipazione femminile nel diventare come un maschio di 50 anni che va a letto con le quindicenni. A me fa schifo. Cioè non mi sembra un'emancipazione quella roba lì. Mi sembra un andare indietro. Quindi ecco, anche utilizzare gli argomenti, diciamo cosiddetti femministi o di battaglie femminili o la parola emancipazione per cose così, lo trovo molto molto fuorviante. Pienamente d'accordo. Allora, ci avviamo alla conclusione della nostra rassegna stampa. Sono rimaste due notizie. La prima, il povero Valditara che è finito al centro di una bagarre alla Camera, educazione sessuale a scuola, sempre il Tempo, pronta a riaccendersi la battaglia. Grazie all'ostruzionismo le opposizioni sono riuscite a far rinviare l'ok al DDL, calendarizzato in settimana, ma l'esame dovrebbe ripartire a dicembre. Non è bastato l'intervento presente in una proposta di modifica della Lega che ha comportato il venir meno del divieto originariamente previsto dell'insegnamento appunto dell'educazione sesso-affettiva nelle scuole medie, nelle quali si richiederà per tali attività il consenso delle famiglie. Consenso che resta, come stabilito sin dall'inizio, per le scuole superiori, mentre il divieto di insegnamento rimane per la scuola dell'infanzia e quella elementare. Mercoledì scorso, poi, era andato in scena, sempre in aula a Montecitorio, un duro scontro tra Valditara e le opposizioni, con l'esponente dell'esecutivo che aveva replicato a muso duro alle affermazioni delle minoranze sul fatto che il provvedimento impedisca la lotta ai femminicidi e alla violenza di genere. C'era stata poi la sgrammaticatura istituzionale della deputata del Movimento 5 Stelle, Susanna Cherchi, che aveva accostato il titolare del Dicastero dell'Istruzione e del Merito ai comportamenti di uomini violenti. Cioè, veramente, Valditara stupratore sono due cose completamente all'antitesi. Valditara è una persona per bene, io lo conosco da tanti anni ed è veramente una persona per bene. Le scuse della parlamentare del Movimento 5 Stelle erano state immediate, ma dalla maggioranza erano comunque partite bordate verso l'esponente pentastellata. Il clima dunque non è dei migliori e ieri, cioè sabato, in difesa di Valditara, si è schierata la deputata della Lega e vicepresidente Commissione Istruzione alla Camera, Giorgia Latini, che ha parlato di grande lavoro svolto dal ministro. Per concludere, eppure certa sinistra alla Fratoianni continua ad attaccarlo, dimostrando ampiamente che del mondo della scuola non sanno nulla. Pensassero invece a condannare gli atti violenti di manifestanti e facinerosi vari, quasi sempre coccolati dagli ambienti di sinistra. Laura, a te. Allora, povero Valditara, ma poveri anche noi, che abbiamo passato così ore e ore bloccati ad ascoltare interventi inutili, offensivi anche verso i parlamentari in alcuni casi, ore e ore e ore e ore, facendo un voto ogni 2 ore, c'è lo classico utilizzo delle aule parlamentari, diciamo così, in maniera per me ridicola. Quindi povero lui, ma poveri noi. Con il risultato di ritornare in commissione, perché la verità è che all'opposizione di Valditara non gliene frega niente. Quello che gli frega all'opposizione è che non vogliono che questa partita sia portata a casa dalla destra, perché visto che loro non hanno mai fatto niente sulla educazione sessuale affettiva nelle scuole, niente, quando sono stati al governo, il fatto che lo faccia un ministro della Lega come Valditara li manda fuori di testa, perché Valditara di fatto ha fatto una cosa rivoluzionaria, perché escludendo le elementari, io stessa mi sarei messa contro il mio ministro se l'avesse fatto, ma Valditara è una persona seria e non lo fa, escludendo, ripeto, le elementari, lui l'ha estesa sta cosa e l'ha estesa alle medie, però dice devono essere coinvolte le famiglie. Ora qualcuno a sinistra mi deve spiegare cosa hanno contro le famiglie. Ma dov'è il problema di essere coinvolte le famiglie? Ma non ho capito. Cioè, allora, la scuola non deve coinvolgere le famiglie, ma stiamo scherzando. Quindi la verità è che la sinistra non accetta. Sai, all'inizio della trasmissione dicevo la Lega alla fine è all'avanguardia
nei temi femminili, e non solo perché io sono brava, dai, adesso non facciamo la mitomane, perché la Lega ha un segretario che è Matteo Salvini, che su questi temi lascia assoluta libertà d'azione, e anche un segretario che ha sempre preso posizione, penso sull'aborto, nei momenti delicati. Figurati che fastidio gli dà avere una Lega che è anche quella che introduce nelle medie l'educazione sessuale, escludendo i gender, escludendo la fluidità, facendolo bene, insomma, no? Facendolo come Certo. va fatto. Questa cosa la sinistra li manda fuori. Per forza, figurati. Comunque, se mi posso permettere, quando vengono momenti di tensione in Parlamento, intanto abbassati per evitare per evitare di finire sulla traiettoria di qualche faldone che vola, robe di questo genere. Però Ok. ricorda il metodo che usava Aldo Moro. Quando in Parlamento volavano i calamai, quindi un po' di tempo fa, Aldo Moro si limitava a fissare gelido l'interlocutore che aveva fatto questa bravata e si limitava a sibilargli: non sia maleducato. Guarda, io Quando non c'è neanche classe, c'è sibilo. classe. Guarda, io neanche sibilo. Io sono uno dei pochi deputati che in 17 anni qua dentro, che ne ha viste di tutti i colori, non si è mai scomposta. Io quando vedo queste scene vergognose e ridicole da una parte, dall'altra, dal centro, destra, sto ferma immobile e abbastanza disgustata. Quindi io neanche sibilo. Mi stai piacendo enormemente. Bene. E sai com'è? Io onestamente difficilmente resterei calmo e tranquillo al mio posto, però ammetto che C'è io anche ho da un... dire che, devo dire, posso permettermi di fare così la furbetta, perché sto praticamente in terz'ultima fila in alto, quindi diciamo che ora che mi arrivi un faldone lassù è complicato, quindi Diciamo posso che sei permettermi di balisticamente al guardare, sicuro. esatto, posso permettere di guardare dall'alto verso il basso gli scalmanati che si prendono a schiaffoni. Ah, quello poi diventa divertente perché poi fa Beh, anche no, ridere mi commentarla. era triste e Ah, s- basta, quindi non riesco neanche a divertirmi, però va bene, dai. Allora, chiudiamo con la good news della settimana, dai, Vai, abbiamo almeno una buona notizia, che cavolo, una buona notizia la bravo. dobbiamo dare alle 14:54. Il giornale, sempre di domenica, Napoli, salvato un bambino di 13 giorni, la Meloni ai poliziotti, grazie per esserci sempre, scrive su X la premier Giorgia Meloni postando la foto di 2 agenti di polizia vicini a un neonato in braccio alla sua mamma, e la notizia riportata dal Mattino: Napoli, 2 poliziotti salvano un bimbo di 13 giorni ai quartieri spagnoli, stava morendo, giovedì pomeriggio tra i vicoli dei quartieri spagnoli una giovane donna teneva tra le braccia il proprio piccolo, un neonato di appena 13 giorni, privo di sensi, con gravi difficoltà respiratorie. Gli agenti, a sirene spiegate, hanno scortato con l'auto di servizio la donna e il figlio fino al pronto soccorso dell'ospedale Santo Bono, dove il piccolo è stato prontamente soccorso e stabilizzato. E siccome io immagino, tra l'altro, la marca dell'autopattuglia che avevano, è proprio vero che nei momenti di difficoltà è sempre bene avere a disposizione un Alfa Romeo molto veloce. Loro evidentemente ce l'avevano. Onore alla Polizia di Stato. Sì, grazie sempre. Allora, con questo io direi che abbiamo concluso. Cara Laura, ti ringrazio come ogni martedì, ci Io ritroviamo. ringrazio te come ogni martedì. Ci vediamo il Ma figurati. prossimo. Chiudiamo, visto che ieri era il compleanno di Carlo Verdone, mi permetto la citazione da Borotalco: gli Stadio, un fiore per Al, 1982. Grazie per essere stati con noi. Appuntamento la prossima settimana o, se avete voglia, stasera alle 18:05 trattabili c'è Zoom col sottoscritto. A bientôt, grazie ancora. A bientôt!